vittoria e un pareggio è il bilancio della terza giornata di campionato per le due formazioni venete in corsa per lo scudetto nella massima serie femminile. 3 punti sono quelli conquistati dal TC Padova, semifinalista nello scorso campionato, che si è imposto per 3-1 sul TC Cagliari, scalzandolo dal secondo posto del girone. Il team veneto ha archiviato la pratica già dopo i singolari, grazie alle vittorie di Isabella Serban, Lavinia Luciano e della spagnola Lázaro Garcia. Alle sarde è andato il solo punto del doppio con la coppia Brancaccio e De Solis. Una vittoria quella conquistata sui campi di casa che rilancia le padovane, ora seconde alle sole spalle del TC Rung. Ma guai per ora parlare di obiettivi diversi dalla salvezza in un campionato ancora una volta equilibratissimo. Dipende molto dagli incastri dei giocatori stranieri, delle giocatrici straniere quando riescono ad arrivare, se non vanno in fondo ad altri tornei, quindi è sempre un po', ogni domenica è un po' come un sudoku. L'obiettivo per Padova qual è quest'anno? L'obiettivo è chiaramente la salvezza, il sogno è arrivare a Torino. Solo un punto invece quanto incassato dalle campionesse in carica della Tiverona, fermata in casa sul 2-2 dal Beinasco. In vantaggio 2-0 grazie al successo di Federica Di Sarra e della slovena Dalila Jakupovic, le piemontesi si sono fatte riprendere dalla formazione scaligera, vincitrice nell'ultimo singolare con Angelica Raggi e del doppio Zantedeschi-Moratelli. Per Verona un punto che vale la seconda posizione nel girone, alle spalle di Palermo, che tiene le venete in piena corsa per bissare l'impresa di un anno fa, anche se in casa a Tiverona preferiscono tenere i piedi ben piantati a terra. L'obiettivo primario che è quello di tenere la categoria, perché questi sono campionati molto complicati, tutte le squadre sono competitive, il livello è molto bilanciato, quindi non sarà semplice. Noi puntiamo sicuramente a mantenere la categoria e poi evidentemente quello che verrà sarà tutto di guadagnato e di gradito. Intanto però quest'anno giocare con lo scudetto al petto è una grande soddisfazione. Sì, grande soddisfazione, è la prima volta per la città e quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo, di quanto fatto dall'Associazione Tennis Verona e guardiamo con positività quello che sta per accadere nelle prossime giornate.